Bene, buongiorno a tutti, a chi ci segue in diretta streaming, come ai convenuti, in particolare il Presidente della Commissione Agricoltura Marco Andreoli. A questa conferenza stampa appunto di presentazione del 38esimo Congresso Nazionale di Apicoltura Professionale Italiana, AAP. Da Vicentino e da Veneto mi sia permesso un saluto particolare a Gerardo Meridio, Presidente ARAV, e ai suoi colleghi Giuseppe Cefalo, Presidente UNAPI, e Gianni Alessandri, Presidente API. Sono lieto di ospitare questa conferenza stampa che presenta un congresso nazionale che per la prima volta, almeno in questo secolo, si svolge in Veneto e in una località simbolo per l'apicoltura regionale, l'Azzise sul lago di Garda. L'Europa è il secondo produttore mondiale di miele, ma nonostante il proprio ruolo nel mercato, l'Europa è un importatore netto di miele e colpisce sapere che una parte considerevole del miele importato non corrisponde ai criteri fissati dalla Commissione europea. E ciò è un danno per i produttori europei chiamati a fronteggiare una concorrenza soprattutto cinese particolarmente agguerrita che sfrutta modelli produttivi inaccettabili per l'Europa. In Cina forse, non solo in Cina, si estraggono i migliaia prima che il miele sia pronto, poi li si scaldano per far evaporare l'acqua e per ottenere così un prodotto che per la legislazione europea non si può chiamare miele, per non parlare poi delle aggiunte di fruttosio al sapore di miele e via dicendo. È chiaro che questi prodotti vengono spacciati per miele e purtroppo hanno costi bassissimi e anche i consumatori ne vengono tratti in inganno. In Italia, quarto o quinto produttore europeo, si stimano in un calcolo prudenziale circa 10 euro al chilogrammo come costo produttivo e quanto alle spese calcolate tra le variabili e le correnti e quelle per il confezionamento, la commercializzazione sono circa di 4,1 euro al chilogrammo. I costi fissi del lavoro retribuito, degli affitti, delle manutenzioni ordinarie, degli ammortamenti sono circa 3,2 euro al chilogrammo. Adesso non so se questi dati sono confermati, visto che l'andamento inflattivo potrebbe anche aver avuto un peso non marginale nell'aumentare i costi produttivi, ma indipendentemente da ciò il consumatore deve comprendere che un prodotto di qualità, senza zuccheri aggiunti, realizzato secondo criteri rigidi nel rispetto dei protocolli sanitari, ha un costo che appunto spesso il miele importato da altri paesi che non hanno legislazioni così stringenti come la nostra ha un prezzo basso perché riflette i sistemi produttivi di scarsa qualità e privi di quella sicurezza che una derrata alimentare deve avere. Per noi italiani, per l'Europa, non c'è solo un problema economico, ma è un vero problema ambientale. Poco meno del 90% delle piante selvatiche da fiore ha bisogno di impollinatori come api, vespe, farfalle, insetti vari per trasferire il polline da un fiore all'altro. Queste piante sono fondamentali per il funzionamento degli ecosistemi e la conservazione della specie o degli habitat e in generale della diversità biologica che rappresenta la base della nostra esistenza e delle nostre economie. Mettere a repentaglio l'apicoltura significa bloccare un processo naturale fondamentale. La difesa dell'ambiente assieme alla crisi demografica e al cambiamento climatico sono sfide per la vita che ci attendono ed in queste sfide appunto gli impollinatori, a iniziare dalle api, svolgono un ruolo decisivo per la salvaguardia della biodiversità e dell'ambiente. Dice l'ISPRA che il declino degli impollinatori è associato a una serie di fattori che spesso agiscono in sinergia tra loro: distruzione, degradazione e frammentazione degli habitat, inquinamento da agenti atmosferici, fisici, chimici, cambiamenti climatici e diffusione di specie aliene invasive. Se a questi fenomeni aggiungiamo anche la mancata tutela della produzione locale, perché difendere gli apicoltori significa difendere gli alveari e l'ambiente. Io appunto spero che questo 38esimo congresso alla CISE possa essere anche un momento di divulgazione di una vera cultura di tutela ambientale e anche tutela alimentare, ma anche difesa della qualità e difesa della nostra salute. Noi siamo ciò che mangiamo, la salute si difende innanzitutto a tavola, il miele è un bene inestimabile, è un bene
Inestimabili sono anche le api. Ho parlato forse anche fin troppo, non vorrei appunto aver tediato gli ospiti, cedo la parola all'amico Gerardo Meridio. Prego, Presidente. Grazie Presidente Ciambetti, ma fa piacere avere un Presidente del Consiglio regionale che ha anche la passione per le api. Sì, che ha la passione, forse non era che ha la passione per le api e ha un amore, come anche il Presidente della Commissione Agricoltura Andreoli, hanno un amore per questo settore e ci sono sempre vicini quando abbiamo dei temi che riguardano la Regione. Per cui grazie Presidente Ciambetti e grazie Presidente Andreoli. Io non vi nascondo che è un importante congresso, quel 38esimo dei professionisti, però vorrei tracciare anche un quadro dell'apicoltura nel Veneto, poi darò la parola al Presidente Gianni Alessandri degli apicoltori professionisti che vi parlerà della situazione italiana. L'apicoltura in Veneto è un dato importante, è in costante crescita. I dati dell'ultimo censimento apistico che risalgono al 30 giugno del 2023 dicono che in Veneto ci sono 9.740 apicoltori. È la prima regione in Italia per numero di apicoltori che gestiscono 74.548 alveari. Sono cresciuti gli apicoltori in Veneto del 30% in 3 anni, quindi è una crescita notevole. A differenza delle altre regioni dove vi sono aziende con numeri diversi, con numeri maggiori di apicoltori, di alveari, scusate, nel Veneto l'apicoltura è più diffusa, più amatoriale, ma dietro a questi numeri ci sono famiglie che vivono di apicoltura, che hanno dipendenti, giovani che investono su questa attività e molti appassionati che fanno dell'apicoltura un hobby. Senza di loro, senza tutti questi 9.740 veneti che si dedicano all'apicoltura, le api non ci sarebbero. Le api sono una specie protetta, le proteggono la legislazione, ma forse la vera specie da proteggere oggi sarebbero gli apicoltori, perché senza di loro le api purtroppo in natura stanno sparendo. Ma gestire pochi o tanti alveari richiede le stesse conoscenze. Ecco perché la nostra associazione organizza tantissime attività didattiche, formative e siamo la prima realtà nel Veneto per numero di apicoltori e numero di alveari. Ma l'andamento della stagione, soprattutto del 2023, ha messo in ginocchio il nostro settore. C'è stata una riduzione dell'80% della produzione. Se ricordate, le piogge, il freddo hanno fatto sì che se gli apicoltori non alimentavano le api artificialmente con fruttosio sarebbero morte di fame. È la prima volta che ci capita di vedere le api morire di fame perché non trovano in natura nulla. Allora qui 2 appelli e concludo alla Regione e alle istituzioni e so che trovo grande sensibilità in particolare nella Regione del Veneto. Il primo è che, soprattutto per l'apicoltura, dei professionisti che non hanno altri lavori e che vivono di apicoltura, la riduzione dell'80% della produzione mette in crisi, licenziano dipendenti, non riescono a pagare i mutui, quindi hanno bisogno di un sostegno. Magari quei sostegni che il PSR prevede per altre forme, per altri gruppi di agricoltori, ma anche l'apicoltura è nell'agricoltura. Quindi pensare a 2 soluzioni. Una è quella che nel PSR si allarghino le assicurazioni per la mancata produzione anche al settore dell'apicoltura. La seconda è chiedere in Regione che tocchino il tema dell'H18 nel PSR, che è quel sostegno per il nomadismo, per l'impollinazione, con i fondi che la Regione ha in questi settori. La terza è più rivolta
come organo legislativo alla Regione, costringere, sollecitare, invitare i comuni e tutte le altre realtà del territorio a fare piantumazioni di piante nettarifere, perché quello consentirebbe sicuramente alla nostra realtà di svilupparsi e alle api di sopravvivere anche in periodi in cui fanno fatica a farlo. Questo è, ma so che c'è grande sensibilità della Regione, sono argomenti che discuteremo nel congresso, nel 38esimo congresso dei professionisti, che vi illustrerà il collega Gianni Alessandri. Presidente Alessandri, prego. Sì, buongiorno a tutti. Intanto chiedo scusa perché io sono un uomo di campo e quindi sono abituato ad avere a che fare con le api e non con una sala piena di persone. E quindi mi scuso anticipatamente e ho provato a mettere giù qualcosa, lo leggerò, ecco. Allora, come dicevo prima, io sono Gianni Alessandri, presidente dell'Associazione Apicoltori Professionisti Italiani, che ad oggi comprende una buona parte delle aziende apistiche professionali del nostro paese. I nostri soci sono apicoltori che hanno fatto della propria passione per il mondo straordinario dell'alveare un mestiere con cui sostenere loro stessi, le loro famiglie e quelle dei dipendenti e collaboratori. Un lavoro di alta specializzazione, come richiesto dalla stessa complessità dell'organismo che alleviamo. Sempre più si sta diffondendo la consapevolezza di quanto strategica sia l'azione delle api e i pronumi in generale per produrre la maggior parte del cibo che arriva sulle nostre tavole per mantenere in equilibrio l'ambiente in cui viviamo. Un momento di estrema difficoltà che all'inizio degli anni '80 ha profondamente cambiato il volto dell'apicoltura italiana ed europea, ci ha spinti a riunirci per cercare soluzioni condivise. La nascita della API ha contribuito a superare quella crisi e nel tempo a formare ed accompagnare svariate generazioni di apicoltori attraverso la sua attività. Oggi, come all'inizio della nostra storia, l'apicoltura sta navigando nuovamente in una tempesta perfetta, caratterizzata da 4 aspetti di particolare criticità. Il primo, un importante calo produttivo dovuto a più fattori concomitanti, i più rilevanti dei quali sono l'impoverimento delle fonti nettarifere e l'effetto dei cambiamenti climatici, che ha portato al dimezzamento delle rese ad alveari negli ultimi 10 anni. Il secondo, un considerevole aumento dei costi di produzione, come gran parte delle filiere produttive, unito alla necessità sempre più frequente di ricorrere a nutrizioni di soccorso per aiutare gli alveari ad affrontare i capricci del meteo. Il terzo, purtroppo, un mercato mondiale drogato da ingenti quantità di finto miele che produce una durissima concorrenza sleale che schiaccia noi produttori di tutto il mondo e che ci impone di vendere il nostro prodotto a prezzi molto al di sotto dei costi di produzione. La terza, l'ultima, come sappiamo tutti, una crisi economica che non consente a molti consumatori di pagare il giusto prezzo per un prodotto non considerato di prima necessità. Una tempesta che rischia di mettere a serio pericolo la sopravvivenza stessa del settore produttivo, non solo apistico, ma di tutta l'agricoltura. Se le aziende apistiche professionali dovessero chiudere, il numero degli alveari sul territorio si ridurrebbe drasticamente e con esso il contributo fondamentale all'impollinazione delle culture. Gli apicoltori professionali rappresentano infatti meno del 4% di tutti gli apicoltori censiti dalla Banca Dati Apistica Nazionale, ma attenzione, detengono circa il 56% degli alveari presenti nel nostro Paese. Questi dati sono dell'ultimo censimento del 2022. Come sempre affrontiamo le avversità con le armi che ci contraddistinguono, la divulgazione delle conoscenze per fornire ai nostri soci opportunità di formazione e crescita delle aziende sotto il profilo tecnico e l'interlocuzione politica per portare con forza, insieme ad altre voci dell'apicoltura, le istanze e le urgenze del nostro settore, a rappresentanti delle istituzioni locali, nazionali ed europee. Il congresso nel quale ogni anno ci riuniamo è un contenitore di strumenti altamente specializzati e costantemente aggiornati a disposizione dei professionisti e delle loro scelte aziendali ed è un punto di incontro e confronto con le istituzioni per cercare con competenza soluzioni condivise alle principali problematiche di settore. Quest'anno siamo particolarmente contenti di approdare finalmente per la prima volta in Veneto, una delle regioni più vivaci d'Italia, sotto il profilo produttivo e di spiccata vocazione agricola. Ringrazio la Regione per l'ospitalità e il patrocinio e l'ARAV, l'Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, per essersi fatta portavoce della nostra iniziativa presso molteplici realtà del territorio e per l'importante contributo organizzativo che ha saputo fornire.
Saremo all'Azzise dal 31 gennaio al 4 febbraio per il 38° congresso dell'apicoltura professionale con un programma denso e ricco di contributi nazionali ed internazionali di altissimo livello che approfondiranno tutti i principali ambiti di interesse per le aziende apistiche professionali. Paul Junger, apicoltore lussemburghese, nonché uno dei più bravi selezionatori di api al mondo, ci parlerà di come si possa, attraverso la pratica del miglioramento genetico, fornire alle api stesse strumenti per meglio affrontare le avversità e combattere il principale nemico degli alveari, la varroa. Quentin Bruno, già vicepresidente del gruppo miele di Coppa Cogeca, affronteremo i temi dei cambiamenti climatici in atto e di quali scelte le aziende possano mettere in campo per favorirne l'adattamento e la capacità di resilienza. Un'intera sessione sarà dedicata all'analisi del mercato, alla lotta dell'adulterazione, a provvedimenti comunitari in merito e al ruolo dell'apicoltura all'interno del Green Deal. Ampio spazio sarà lasciato, come di consueto, alla tecnica apistica, alla lotta sanitaria e agli aggiornamenti normativi. Non mancheranno infine momenti culturali, reportage di viaggio e visite aziendali d'eccellenza dell'apicoltura regionale. Le intense giornate del convegno rappresentano ogni anno un investimento di alto livello di formazione volta a ottimizzare risorse ed energie, a favorire la crescita professionale dei nostri soci e del comparto del suo complesso, che siamo certi che potrà contribuire a sostenere e sviluppare anche l'apicoltura veneta. Ecco, vi ho letto perché non volevo assolutamente dimenticare nulla e ringrazio nuovamente. No, grazie a voi. Appunto dal 31 gennaio al 4 febbraio l'apicoltura italiana si trova appunto all'Azzise con contributi che arrivano anche da altri paesi europei. Penso sia un momento assolutamente di approfondimento e di anche valutazione della situazione del settore in questo momento. Attendiamo io e il collega Andreoli anche le risultanze del convegno, magari sui punti in cui parlavi del PSR o dell'H18, che per noi sono importanti da poi riportare alle strutture e confrontarci all'interno del Consiglio regionale, appunto per stare vicini al mondo dell'apicoltura, quella professionale ma anche dei tanti appassionati che abbiamo in Regione Veneto. Grazie. Meridio? C'è qualche domanda? Benissimo. Parleremo anche dell'esperienza fatta in Angola nel congresso. Giusto.